Grazie Mauro per questa tua ennesima iniziativa. Devo dire che finalmente oggi si capisce chiaramente cosa realmente si vuol fare del popolo sardo, cosa realmente ci serve per andare dritti a riscattare quelli che sono i diritti del popolo sardo. Grazie Mauro per questa tua insistenza nel portare avanti questo tipo di iniziative e voglio fare alcuni flash. Mauro, mi piace il Movimento Unidos e la tua idea progettuale, perché finalmente si dice no ai baroni della politica che ci hanno rubato l'identità, la dignità, la speranza e ci hanno ridotti alla miseria. Basta, basta. So che tu sei chiaro e diretto, bisogna andare lì. Mauro, mi piace il tuo progetto perché dice sì alla vita e al vivere. Signori, non si vive più. Noi siamo qua a discutere, il sindaco della Sardegna, il sindaco che è in trincea, il sindaco meno, diciamo, esattore delle tasse, è vero. Ma mettiamoci nei panni di chi non sa ogni mattina come comprare il pane e come pagare le bollette. Mettiamoci nei panni di queste persone. Non possiamo accettare che chi ci governa a livello nazionale e a livello regionale non si ponga questo problema. Si sia dimenticato. Grazie Mauro perché vuoi dare forza a una vera autonomia della Sardegna. La vera autonomia, che sia autonomia secca come quella che c'è in Val d'Aosta, come c'è quella che c'è a Bolzano. Un'autonomia che ci permetta di dare veramente spazio a chi merita e dire no e basta ai cialtroni, signori, ai mascalzoni che ci hanno rubato veramente d'ogni petto la nostra vita e la voglia di vivere. Basta. Mauro, sicuramente io so che tu farai tanto anche per quanto riguarda tutti i settori produttivi, per la cultura, per le tradizioni, per la musica, per l'ambiente, per il turismo, però spero che tu lo faccia perché tu devi essere a guidare questa rivoluzione, spero che tu lo faccia dando veramente spazio a quelle che sono le risorse strategiche della Sardegna. Guardiamoci intorno, abbiamo un bel mare, un bel vento, un bel sole, turismo, agricoltura, cultura, pastorizia. Da lì dobbiamo partire e basta con i terreni incolti. Siamo, Mauro, e qui concludo, 1.600.000 abitanti. Potremo vivere lavorando solo 7 mesi all'anno se veramente siamo organizzati, ma lavorare 7 mesi all'anno con dignità e senza commiserare e senza essere poveracci come ci hanno ridotti. Siamo diventati purtroppo un paese di soli consumatori perché non c'è più la possibilità di produrre e di essere competitivi. Tu fai bene quando ti batti per quella che è la continuità territoriale secca, vera, sia commerciale che per quanto riguarda il movimento delle persone, sia dei passeggeri che appunto del commercio. Però signori, questa autonomia secca ci deve portare a essere proprio un paese, una regione di produttori, non solo di consumatori. Quando c'erano i forconi, questo la voglio dire, ho finito, quando c'erano il movimento dei forconi che ha mobilitato, si è mobilitata e bloccato tutti i porti, allora in Sardegna, in giro di 20 giorni, nei supermercati stavano finendo i viveri, non c'erano più prodotti perché siamo purtroppo diventati una regione di soli
consumatori. Prima eravamo i più grandi produttori per quanto riguarda i beni primari, cioè ora basta. Mauro, basta, guidaci e facciamo sì che sia veramente una Sardegna di persone che portano avanti la loro dignità con ricchezza, con tradizioni, con cultura e con quelle che sono le risorse fondamentali. Grazie. Grazie, velocissimi nell'ordine.